Al via oggi a Rapallo il dragaggio della foce del San Francesco. L'operazione servirà a rimuovere le imbarcazioni ancora spiaggiate e ripartire così con i lavori alla copertura del torrente. Ultimo giorno di lavoro per il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, Ubaldo Crino, in servizio nel Tigullio dal 1983, è arrivata la meritata pensione. Un presepe che racconta la storia e i simboli di una comunità, realizzato dai confratelli di Nostra Signora del Carmelo e aperto nella chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, coinvolti numerosi giovani nella realizzazione. Concerto benefico a sostegno delle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari, grande presenza di pubblico per una serata di musica ed integrazione, raccolti 1.200 euro. Da questa sera su Telepace 1 torna Sana Sanità, la rubrica realizzata in collaborazione con il CAM. La puntata ad esordio farà sintesi del tour volto ad individuare le priorità per l'ASL 4. Buongiorno a tutti e bentornati a Tigullio. Oggi sono ripartiti a Rapallo i lavori di ripristino del lungomare. Da questa mattina un pontone con a bordo una draga sta operando alla foce del torrente San Francesco per abbassare il fondale e permettere così la rimozione via mare di una delle imbarcazioni arenate sul litorale. Una volta completata questa fase potrà riaprire il cantiere per il rifacimento della soletta, fermo ormai da 2 mesi. Sentiamo il sindaco. Queste imbarcazioni andranno via mare e non via terra, perché le dimensioni di queste imbarcazioni sono molto importanti, di conseguenza nei nostri sottopassi non possono passare. Che imbarcazioni sono? Questa è un chocolate di 30 metri circa ed è una delle più impattanti. Poi c'è una barca all'interno del golfo che si chiama Sueño, che andrà via il 7. Per portare via queste imbarcazioni ci vogliono circa 3-4 giorni di lavoro. Ogni barca ha una sua storia. Da lunedì l'amministrazione comunale, che è sempre in stretto collegamento con il porto, avrà un cronoprogramma di tutte le imbarcazioni che stanno uscendo. Quante ne mancano? Ne mancano visibili, sono circa una quarantina, e poi ci sono quelle invisibili, che sono molto di più, che sono affondate all'interno del golfo, che per rimuovere quelle bisogna fare una modifica ambientale. Un lavoro che viene portato avanti con le assicurazioni, ieri un tavolo di confronto, che cosa è stato deciso? Un lavoro costante, molto complesso, perché è la prima volta in Italia che succede una situazione analoga e di conseguenza non ci sono neanche dei precedenti per fare dei confronti. Ad oggi la situazione è monitorata e sotto controllo, di conseguenza noi siamo moderatamente ottimisti, perché per il mese di aprile Rapallo si troverà in una situazione completamente diversa. Quindi obiettivo aprile, primavera per ripristinare il lungomare? Sì, assolutamente, perché noi pensiamo che per quanto riguarda i danni dal punto di vista di impatto turistico, erano gli stabilimenti balneari sono a posto, perché hanno ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del comune e hanno ottenuto una deroga per quanto riguarda la Bolkestein e hanno la possibilità di lavorare per i prossimi 15 anni e di conseguenza questo dà la possibilità agli operatori di investire, e quindi questa è stata risolta. La seconda è molto importante per noi, è la rimozione delle barche, e ne abbiamo rimosse più di 200 alla fine, quindi sono tantissime, e quindi ci auguriamo e siamo abbastanza convinti che fra un mese e mezzo di barche sulla passeggiata non ce ne sono più. Seconda fase è quella di lavorare sul nostro fondale. Ultimo giorno di lavoro prima della pensione per il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, Ubaldo Crino. Entrato in servizio nel 1983, ha prestato lavoro nel Tigullio, affiancando negli ultimi anni anche l'attività amministrativa come sindaco di Favale di Malvaro. Impegno questo che rimane, mentre il comando dei pompieri di Chiavari passa temporaneamente al vice di Crino, Mauro Sanna, in attesa della nomina del nuovo comandante. Ora spazio all'economia, ci sono alcune importanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 approvata alla fine dello scorso anno, le vediamo nella scheda della settimana. Dal 2019 sarà riconosciuto un indennizzo a favore del commerciante che cessa l'attività consegnando la licenza in comune. L'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda, deve avere 62 anni, 57 se donna, e iscritto per almeno 5 anni nella gestione IVS dei commercianti. L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS, che dal 2019 è pari a 513 euro.
Sale a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti in Europa o extraeuropee. Si ricorda che per le transazioni tra operatori italiani il limite per l'uso del contante resta a 3.000 euro. Confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria C1, negozi e botteghe, di superficie fino a 600 m2, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate assieme. La cedolare non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre dell'anno scorso risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Confermata dal 2019 l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF, addizionale regionale e comunale, pari al 15% del compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Si può comunque applicare l'imposta nei modi ordinari, sommando il compenso ricevuto agli altri redditi. I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionali didattiche ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Modifiche anche in tema di fatturazione elettronica, in particolare sull'invio dei dati dei clienti al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata. Gli operatori sanitari non potranno scegliere di effettuare le fatture uguali per tutti i pazienti, ma dovranno attenersi a quanto richiesto dal singolo e quindi, se il cliente acconsentirà l'invio dei dati per il 730 precompilato, la fattura non potrà mai essere elettronica. Se il cliente invece chiede di non effettuare questo invio, la fattura dovrà obbligatoriamente essere elettronica. Proseguiamo anche oggi la nostra panoramica sui presepi allestiti nelle comunità della diocesi. A Santo Stefano del Ponte, a Sestri Levante, la Natività richiama i riferimenti forti della parrocchia e il quartiere di un tempo. Diversi giovani che si sono dedicati alla sua realizzazione. Vediamo. È una vecchia foto di Sestri Levante, quella che prende vita nella Natività allestita nella chiesa di Santo Stefano del Ponte. La cura dei dettagli porta l'occhio del visitatore a percorrere l'antico ponte, circondato dagli edifici della zona, alcuni storici, con i mestieri e le strade di un tempo ancora senza asfalto. Al presepe hanno lavorato per 2 mesi e mezzo una decina di persone della confraternita di Nostra Signora del Carmelo. Le due case che sono da una parte del ponte e dall'altra, specialmente quella a destra che è la Villa Cattaneo, che è una villa molto antica che è stata riprodotta in scala nei minimi particolari con la sua cappella, di fianco alla quale passa appunto la processione di Nostra Signora del Carmine, che è la festa principale di questa parrocchia, che appunto rappresenta un po' la comunità parrocchiale che va in cammino verso la grotta. Quest'anno è stato aggiunto peraltro il Ponte Serlupi, quindi un simbolo anche di modernità della nostra città, e il circolo di Santo Stefano, quindi un momento anche ricreativo per la comunità. Realizzare il presepe è stato un momento di condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi giovani. Lo spirito di squadra, essere insieme e coinvolgere anche dei giovani nella realizzazione di questo presepio. Sicuramente quindi uno spirito di amicizia e di ricordo anche di quanto sia importante portare in cammino il nostro simbolo, quindi la venerazione che ormai ricorre, di cui ormai ricorre il 400° anno di questa celebrazione verso le vie di Sestri, quindi discendere dall'ex pieve di Santo Stefano del Ponte fino alla venerazione di Gesù che nasce, quindi il simbolo anche di una comunità sempre in cammino e quindi che poggia anche sui giovani nella realizzazione di questo momento di unità e simbolo del Natale. Il presepe è aperto alle visite fino al 6 di gennaio, dalle 15 alle 17:30 nei giorni feriali, dalle 15 alle 18 nei festivi. Oggi pomeriggio alle 15:30 il vescovo Monsignor Alberto Tanasini celebrerà la messa di Natale nella residenza Le Due Palme di Sestri Levante. Alla celebrazione sono invitati anche i familiari. Cambiamo argomento: successo di pubblico e di incasso per il concerto a favore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari che si è svolto a Rapallo. Il ricavato servirà a migliorare i servizi per i non vedenti. C'eravamo anche noi. Musica senza barriere all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo con E finalmente la neve. La serata ha visto il pienone di pubblico e un incasso di 1.200 euro che andrà a sostenere le attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari.
per offrire un servizio sempre più puntuale e per far sì che i nostri soci abbiano un punto di riferimento sempre più grande, che il mondo per le persone che non vedono vada sempre meglio, chiaramente dobbiamo anche affidarci al buon cuore delle persone. Però cerchiamo di offrire qualche cosa e ognuno mette a disposizione ciò che ha, ciò che sa fare. Sul palco i cantanti Nicolò Pagliettini e Francesca Baratta, i musicisti Gianluigi Maggi, Emilio Ranzoni, Dario Dodi, Fabrizio Pagliettini e Luciano Lanfranchi e poi il coro Mani Bianche, realtà consolidata del territorio, un gruppo di una quarantina di bambini e ragazzi, alcuni con disabilità, che traduce le canzoni nella lingua dei segni e le rende fruibili alle persone sorde. Questo ci permette davvero di arrivare attraverso la musica a tutti, cioè la musica diventa veramente un veicolo di comunicazione, di abbattimento di barriere e di vera integrazione. Da un po' di anni che accompagno Nicolò e la sua famiglia in questi spettacoli bellissimi integrazioni, lo accompagno traducendo la musica nella lingua dei segni e accompagnando anche il coro Mani Bianche Chiavari Liguria, di cui la Titta è direttrice. A cantare anche il piccolo Jacopo Cioni, vincitore della Lanterna d'Oro 2018, un bimbo di soli 9 anni arrivato terzo allo Zecchino d'Oro quando ne aveva 6. Faccio teatro, recitazione presso la Quinta Praticabile di Genova. E la canzone che hai cantato questa sera? Ne ho cantate 3, si chiama 8:20, La notte di Natale e si dice così. Il coro Mani Bianche sarà uno dei protagonisti del presepe vivente che domenica si svolgerà a Statale Dinè in Val Graveglia. Il gruppo di cantori, arricchito dalla presenza straordinaria di alcuni bambini e ragazzi della Val Graveglia, si esibirà alle 16:30 nella chiesa parrocchiale, luogo di arrivo del corteo che prenderà il via alle 14:30 dal piazzale dello stabilimento delle Fonti Santa Rita per attraversare il borgo alla riscoperta di antichi mestieri e delle tradizioni. Da questa sera torna nel palinsesto televisivo di Telepace al canale 15 la rubrica Sana Sanità, realizzata in collaborazione con il Comitato Assistenza Malati Tigullio. La puntata pilota sarà un'intervista al presidente Giancarlo Mordini che sintetizzerà il percorso fatto nel 2018 con una serie di incontri sul territorio dal quale ripartire per il nuovo anno. Sana Sanità va in onda il giovedì alle 21:10 su Telepace 1 e ora ne vediamo una sintesi. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio riprende il suo cammino con l'obiettivo di rendere sempre più la popolazione partecipe ed informata sulle scelte in ambito sanitario. Lo fa anche attraverso la rubrica Sana Sanità, che da questa sera inaugura un nuovo ciclo di trasmissioni in onda su Telepace 1 al canale 15. La puntata iniziale servirà a ripercorrere l'anno trascorso, il 2018, in cui il Comitato ha promosso una serie di incontri sul territorio per illustrare le proposte di riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4 contenute in un progetto stilato nel 2015 e recepito in parte dalla Regione Liguria. Il tour, iniziato e concluso a Chiavari, ha raccolto pareri ed opinioni di addetti ai lavori e non. Questo tour, questo giro nel Tigullio è andato molto bene. Siamo andati in giro in 7 città del Tigullio, siamo partiti da Chiavari, siamo arrivati a Calvari, a Carasco, poi a Sestri Levante, a Santa Margherita Ligure, a Rapallo e poi siamo tornati a Chiavari. In tutti questo peregrinare abbiamo incontrato tantissime persone, ho calcolato che abbiamo incontrato più di 1200 persone. Nella puntata d'esordio Roberto Costa intervisterà il presidente Giancarlo Mordini proponendo una sintesi degli spunti emersi nel corso degli incontri sul territorio, un punto di ripartenza per il comitato in un cammino in lenta ma costante evoluzione. È una riorganizzazione timida. Speriamo, ora stiamo aspettando, quindi le promesse sono un conto, poi ora bisogna vedere i fatti. Il Comitato chiede di procedere velocemente a fare tutto il possibile per dotare l'ospedale di Lavagna per reparti acuti. Però bisogna che la direttrice generale sia molto chiara e deve dire chiaramente che cosa ci deve stare a Rapallo, che cosa ci deve stare a Sestri Levante e come devono essere questi ospedali. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le ultime notizie.
A venire la obiezione umanitaria, sindaci di grandi città concederanno la residenza agli stranieri anche dopo la scadenza del permesso abrogato per legge. Orlando e De Magistris non applicano il decreto sicurezza per gli immigrati, anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, chiede modifiche. Il ministro Salvini: non si può, dovrete rinunciare ai fondi. La nave senza porto, Malta ora apre le sue acque alla Sea Watch. Aumentano i senza dimora nell'America del nuovo boom, sempre più i senza tetto, adesso sono 553.000, il picco a Los Angeles, conseguenza del caro affitti. E poi ancora Carige commissariata dalla Banca Centrale, la prima volta il titolo sospeso in borsa, e il lavoro che si perde e il lavoro che uccide, in 138 casi a rischio, 210.000 posti di lavoro, nel 2018 703 morti bianche, ma c'è anche la notizia appunto di questa giornata. Nel 2019 il primo morto sul lavoro, incidente ad Agrigento, Fico dice è inaccettabile, nell'anno appena concluso ben 703 le vittime, più il 9,7% rispetto al 2017. L'Osservatorio Indipendente di Bologna: tra i settori più colpiti ci sono ancora agricoltura ed edilizia. Andiamo sul secolo XIX, che apre con la situazione della Carige, le mani della BCE sulla Carige, commissariata alla banca, il primo intervento del genere in Italia, nel mirino le scelte dei Malacalza. Restano l'ex presidente e l'ex amministratore delegato Modiano, l'istituto al sicuro, ora ripartiamo, dicono, dalla dirigenza di Carige. E l'intervista a Mondini, che è il presidente di Confindustria Genova: resti vicina alle nostre imprese, si chiede appunto questo alla Carige, anche nel nuovo corso. Crolli e crisi finanziarie, l'anno nero di Genova, il reportage di Marco Menduni. Di Genova ha parlato anche il ballerino Bolle, anzi ha ballato il ballerino Bolle, che ricorda e celebra il riscatto di Genova in TV con 4 milioni di telespettatori. E poi le notizie in breve: il Rapallo, la conta dei danni per gli yacht affondati arriva fino a 700 milioni di euro. Calciomercato, Lentella cerca rinforzi, in mirino il bomber Mancosu, la suggestione anche di Giovinco. E poi 22 comuni del Levante al voto nel 2019, al voto in primavera per scegliere il nuovo sindaco, 22 comuni, le sfide elettorali più importanti sono in calendario a Rapallo, Lavagna, Santa Margherita, Recco e Moneglia. E intanto l'Entroterra va alle urne, Garibaldi a Cogorno, Bertagna Vennè, Tassi a Santo Stefano d'Aveto, ritorni di ex primi cittadini e alleanze possibili, ma questi sono naturalmente nomi ancora ufficiosi. Andiamo invece ad una lettera scritta dagli albergatori liguri, gli albergatori al presidente Toti, strada 227, da aprire non oltre il 19 aprile. I commercianti alleati, lettera alla regione: bisogna salvare il periodo pasquale, serve una data certa per le prenotazioni e le assunzioni. Una notizia flash dal sito della Radio Vaticana: Papa Francesco approva in certi casi la possibilità di ricorrere all'isterectomia. La notizia è di oggi. In una nota illustrativa pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede si risponde di fatto a un dubbio morale sull'asportazione dell'utero, nel caso in cui non sia più idoneo alla procreazione e quando si ha la certezza medica che un'eventuale gravidanza termini con un aborto spontaneo. Quindi in questi due casi c'è l'approvazione del Santo Padre. Linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti con Andrea Capitani. A te, Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca: i carabinieri di Moneglia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 36enne chiavarese residente nello Spezzino. L'uomo alla guida di un'auto è stato sottoposto a un controllo e è risultato positivo al test alcolemico con un tasso pari a 1,15 grammi per litro. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente. E poi una notizia di servizio: dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa al traffico l'Aurelia all'altezza dell'ingresso dell'hotel Excelsior Palace di Rapallo. La chiusura sia veicolare che pedonale è necessaria per permettere il posizionamento di una gru che sarà utilizzata nel cantiere aperto per ripristinare i danni provocati dalla mareggiata nello stesso stabilimento balneare della struttura alberghiera. Quindi Aurelia interrotta questa sera dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. È tutta della linea. Grazie Andrea, è tutto per questa edizione del telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.